Benvenuti, ben svegliati, ben ritrovati. Questa mattina ho qui con me Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Oserei dire finalmente riusciamo ad avere un rappresentante dei 5 Stelle qui a parlarci, perché so che insomma non sempre siete così, avete delle indicazioni da Roma, no? Un momento un po' difficile. Ce la metto tutta a essere sempre disponibile, insomma, a dare voce ai nostri elettori e ovviamente anche a spiegare di fronte ai cittadini, insomma, se si può essere sempre trasparenti, sempre disponibili, io lo faccio volentieri. Il Movimento 5 Stelle Veneto a un certo punto la settimana scorsa ha deciso di fare lo zainetto, metterci dentro la merenda e andare, non è bello dire la marcia su Roma, ma andare a Roma a chiedere un po' di spiegazioni. Perché? Ma noi prima di tutto abbiamo deciso di rimettere al centro i temi, perché purtroppo si è parlato troppo di politica, questo non mi appartiene, non ci appartiene per la nostra cultura, il nostro modo di vedere, anche per il nostro modo un po' di essere veneti, di voler vedere i risultati e soprattutto di avere un progetto chiaro. E quindi abbiamo fatto questo, abbiamo rimesso in ordine le priorità del territorio, che sono scevre da indicazioni politiche, ma che sono le necessità dei cittadini. D'altronde il Movimento 5 Stelle si basa sulla questione di essere portavoce delle esigenze dei cittadini, con i suoi pro, con i suoi contro, però questo dobbiamo fare. E quindi sono andato giù a Roma con i miei colleghi in maniera molto chiara a dire: guarda, i punti sono A, B, C e D. E adesso stiamo proprio formalizzando anche chiamiamolo un patto, un contratto per il Veneto. Contratto è una parola che di queste ore non suona benissimo. Quali sono i punti A, B, C, D e le priorità del territorio che lei ha evidenziato? Vado anche per un ordine cronologico. Sì, lunedì questo è stato discusso col ministro Lezzi e con Confindustria, precisamente Confindustria Venezia e Rovigo, la questione della zona economica speciale, quindi una zona fiscale particolare per i nostri imprenditori, per essere concorrenziali di fronte a dei mercati che sempre di più richiedono degli adeguamenti. E quindi è doveroso che venga immediatamente istituita, a nostro parere, a Venezia e a Rovigo. E quindi abbiamo fatto tutto il possibile per iniziare a creare questo primo canale ed è iniziata una trattativa operativa su questo. Poi ovviamente ci sono delle questioni sulle infrastrutture strategiche, però questo è molto ad ampio raggio e anche una caduta a medio e lungo termine. Inaugurazione del primo tratto della Pedemontana. Sì, vabbè. So che è un tema per cui lei salta sulla sedia. No, io mi faccio una risata, c'è la montagna partorì un topolino, hanno fatto questi 6 chilometri piccolini con un solo casello. Però dopo per far vedere il palleggio della polemica con il ministro Costa e avete nascosto i detriti e poi no, è stato fatto tutto bene. No, però lui mi pare che il ministro proprio abbia lì c'è stato abbattuto le polemiche dicendo no, è stato tutto in regola, l'opera io la voglio, no, per capire. La questione è da dividere tra quelle che sono le infrastrutture e quelle che è la gestione dei rifiuti, perché sono proprio due questioni differenti. Purtroppo noi abbiamo moltissime discariche abusive, altamente tossiche, altamente pericolose, che vengono in alcuni tratti addirittura intercettate dal tracciato della Pedemontana. Il tema vero è che noi abbiamo queste discariche, ripeto, che perdono sostanze pericolose all'interno dell'acqua, della falda e che non vengono trattate e non sono addirittura state rilevate in alcuni punti. E quindi noi stiamo dicendo questo perché questa è la salute dei cittadini. In quelle zone lì ci sono purtroppo delle incidenze del 26% superiore alla media di malattie cardiache, ci sono questioni tumorali, ci sono questioni di interferenti endocrini, cosa vuol dire? Problemi ormonali molto importanti, riproduttivi. Caspita, non è che succedono per caso, succedoano perché purtroppo c'è stata un'imprenditoria che non ha badato all'inquinamento. Ai FAS anche. Sto facendo riferimento, che è un'area tutta interconnessa. Purtroppo lì è tutto legato, non è che sono compartimenti stagni. Quindi lei è dell'opinione che si è fatto un po' come capro espiatorio la Miteni, ma non è solo la Miteni? Ma lì la Miteni è stato la pistola fumante, come si suol dire, quelli che addirittura adesso dalle indagini dei NOE, dal nucleo operativo dei carabinieri, è emersa una questione gravissima, secondo me che non ha avuto abbastanza rilevanza, ovvero che l'ARPAV, deputata al rilevare l'inquinamento, dal 2013 al 2018 non abbia rilevato l'inquinamento. Quindi questo i carabinieri sono andati a depositare in procura. Ed è un tema gravissimo, perché se il controllore non controlla e quello che non ha controllato rischia di ammazzare la gente,
Signori, ma ripeto, qui non è politica, Però qui è vivere sicuri nel nostro territorio, sapere di poter aprire il rubinetto dell'acqua senza rischiare. È vero anche però che è una vicenda molto complicata quella dei FAS, che attraverso la sensibilizzazione, insomma, che la Regione Veneto attraverso i carboni attivi eccetera eccetera, tutto sommato è riuscita ad avere un riconoscimento di livelli pari a 0 sia a livello nazionale, anche perché i FAS non ci sono solo in Veneto ma sono degli inquinanti che sembrano diffusi ovunque. Gli riconosce qualche merito? Ma io riconosco che si sono mossi, ma a mio modo di vedere è in colpevole ritardo, in terribile ritardo, perché sono questioni che nascono dal 2008-2009 le prime denunce e si sono iniziati a muovere nel 2016-2017, e lo sapevano, perché io ho fatto una denuncia addirittura nel 2015 in procura, che fu archiviata, poi fu ritirata fuori, quindi sì. Non capisco perché non muoversi per tempo, ma non lo dico certo io, lo dicono tanti medici, tanti professori dell'Università di Padova che studiano questi fenomeni che purtroppo sono gravissimi. Ci sono delle evidenze di interconnessione, perché a quel che mi risulta non c'è ancora una prova provata, però insomma, tanti indizi fanno le prove alle volte. Io parto da, prima di tutto, ringraziare il professor Carlo Foresta dell'Università di Padova che ha fatto un grandissimo studio su quelli che sono appunto i rischi per la salute e adesso è anche l'Istituto Superiore di Sanità. Ma poi c'è un concetto, se vogliamo, più culturale. Io non posso aspettare la certezza del nesso causale che qualcosa mi ammazzi per sospendere la produzione, perché un principio di precauzione di buon senso, cioè normalissimo, dice che se io ho il dubbio che qualcosa mi possa ammazzare, ma magari evitiamo di bercelo o di mangiarcelo. Cioè, la trovo una cosa talmente, mi perdoni, talmente stupida che non bisognerebbe neanche metterla in discussione. E non capisco perché, fino a evidenza contraria, bisogna andare avanti con il rischio, e purtroppo vediamo le evidenze, che ci stiamo andando ad inquinare, a compromettere irrimediabilmente un territorio che, mi permetta, forse è il più bello del mondo. C'è stata però un'accelerazione, se non sbaglio, no? Un po' quando si è capito il problema, un'accelerazione in quelle che possono essere le operazioni di bonifica? Purtroppo non sono ancora partite le operazioni di bonifica intorno all'azienda, quindi addirittura devono ancora fare carottaggi, insomma, quindi siamo ancora all'anno zero. Sì, è vero, gli acquedotti sono stati messi in sicurezza con dei costi esorbitanti, perché parliamo di decine di milioni di euro per ogni poco tempo per andare a sostituire questi filtri, ma poi bisogna andare il terreno, perché quello, quando è inquinato, la famosa falda, cos'è? L'acqua sotterranea, quella che poi ci beviamo tutti, quella finisce in tutto il Veneto. Lei diceva, io ho fatto, perché bisogna dare atto che il Movimento 5 Stelle ha sollevato la questione in tempi non sospetti e io torno al discorso, si è focalizzata l'attenzione probabilmente nell'azienda che aveva il maggior potenziale inquinante, però lei faceva riferimento, parlavamo appunto delle discariche, che c'è tutto un contorno di imprese, quella è anche la zona delle concerie, no? Quindi guardi, secondo lei qual è la situazione al di là lei diceva bisogna evitare di continuare ad inquinare, dovrebbero essere chiuse altre aziende dal suo punto di vista? Va cambiata la mentalità, perché purtroppo o non si sapeva... Però c'è un esistente. C'è un esistente che va bonificato, punto, e quindi va messo in sicurezza, ma d'altronde uno entra in casa, trova sporco dappertutto, la prima cosa che fa pulisce, cioè è il normal modo di vivere. Non tutti ecco, o se vede lo sporco, se rileva lo sporco, se vuole vedere lo sporco, perché a volte non lo si vuole vedere. Penso alle 200.000 tonnellate di rifiuto abusivo che è stato trovato in provincia di Treviso, cioè non è che 200.000 tonnellate le trovi, ci inciampi sopra, ci sono tante, si vedono, ma a volte non le si vuole vedere e questo è quello che dobbiamo andare contro. Solo riconoscendo i problemi e riguardandoli negli occhi si possono risolvere, se no continueremo a pensare che è colpa di qualcun altro. Oggi questa è la grande sfida che parte da oggi, risanare il territorio e soprattutto cambiare un modello produttivo. E questo vuol dire più posti di lavoro, perché oggi i dati ci dicono che l'industria verde, la riconversione aziendale, la cosiddetta economia circolare porta a maggior posti di lavoro, implica dei volani positivi ed ovviamente pulisce anche l'ambiente. È una soluzione che non è alternativa, è migliore, punto. Tornando alle priorità che avete esposto a Roma, a Di Maio e company, sì. L'autonomia come si colloca? L'autonomia si colloca in pole position. Perché... Però cioè, com'è questo contrasto tra il Movimento 5 Stelle Veneto e il Movimento 5 Stelle nazionale? Ma io non vado giù per essere simpatico, quello no, lo facciamo dopo. Bisogna dare atto che il Movimento 5 Stelle Veneto ha sempre avuto l'allergia alla Lega e credo che questa allergia si sia trasformata in orticaria nel momento in cui c'è stato il governo giallo-verde, ma su questo torneremo
dopo, quindi l'autonomia è il 5 Stelle, insomma, siete d'accordo con Zaia una volta tanto? Sì, ma siamo d'accordo con tutti i cittadini veneti, ma io ricordo due fatti. Il primo, che nel 2015 mi pare fu il Movimento 5 Stelle in Lombardia a proporre una legge per il referendum sull'autonomia. Noi qua in Veneto abbiamo sempre sostenuto, sempre, il referendum e tutto quello che erano, chiamiamole, delle manovre che portassero all'applicazione, nei termini costituzionali, dell'autonomia. Quindi ben venga, abbiamo fatto la campagna elettorale, l'abbiamo promosso, abbiamo invitato i nostri diciamo, simpatizzanti ad andare al voto. Quando poi il responso è avvenuto, noi siamo stati più che felici, perché abbiamo visto il realizzarsi di quello che secondo noi è un principio fondamentale, ovvero l'avvicinarsi della politica ai cittadini. E poi, numeri alla mano, a livello proprio algebrico, tendenzialmente i voti della Lega stanno tra i 900.000 e il 1.100.000, adesso ne ho preso 1.200.000. Hanno votato circa 2,4 milioni di veneti. Però questa mi sembra un po' la scusa che hanno trovato tutti quelli che hanno perso un po' di voti in proporzione ma alla quello che voglio dire è che c'è 1.400.000 veneti che hanno votato a favore dell'autonomia e che non votano Lega. Ok. Quindi questa è una questione non più politica, è una questione di richiesta dei cittadini. Questa è la democrazia diretta, e se noi veniamo meno ai nostri principi, che si basano sulla democrazia diretta, e allora abbiamo perso noi stessi. Posso sapere che cosa le hanno risposto a Roma i suoi vertici? Per la prima volta, no, Di Maio, devo dire la verità, si è sempre impegnato su questo, trovando altre resistenze interne, bisogna essere oggettivi. Certo. E per la prima volta, racconto questo piccolo aneddoto, quando l'ho detto davanti a tutti, anche altri amici, ho visto tante testoline, anche testoline campane, guardarmi e scuotere la testa come per dire effettivamente c'hai ragione. E volevo dire, alla buon'ora. Ecco, l'autonomia nei termini in cui è stata presentata, oppure, perché se non sbaglio Di Maio ha detto sì, l'autonomia c'è scritto nel contratto di governo, però va un po' rivista, insomma, il ministro Stefani l'ha scritta, o sono polemiche sterili queste? Io non sono un tecnico, ci sono dei tecnici di altissimo profilo, dei professori di tante università che sono le persone giuste per portare a casa questo risultato. Non sono innamorato delle bandierine 23, 14, 12, 5, una materia. Bisogna fare le cose, punto. Io l'ho sempre detto, fin dalla campagna elettorale, io partirei dai punti fondamentali, da quelle 5 materie fondamentali individuate come materie cardine: ambiente, scuola, sanità, infrastrutture. Quindi questi sono i punti da cui partire, dove diciamo puntare il compasso e poi girare attorno e andare a ricomprendere altro. Ma non dimentichiamo che sempre in Italia il Trentino per avere l'istruzione ha impiegato 7 anni. Ora, io non mi auguro che di impiegarci 7 anni, però bisogna essere onesti e concreti e non andare a spacciare cose che non esistono. Quanto l'autonomia ha giocato nella strategia sia della Lega che del Movimento 5 Stelle, nella strategia legata ai risultati delle europee, no? Perché l'autonomia non la do così, ho i voti del centro e sud Italia, un ragionamento vostro. L'autonomia, dico che i 5 Stelle si pongono di traverso, per cui ti do una speranza che una volta visto il risultato elettorale, i delusi dalla Lega, insomma, hanno ancora in qualche modo dato fiducia, visti i risultati qui in questo territorio, insomma, dove la Lega ha raggiunto quasi il 50%. Onore al merito, io su questo cerco sempre di essere... Sto cercando di capire quanto questa autonomia è servita alle strategie politiche, che poi per voi è stato un po' una batosta. Una rasata. Lei, mi piace questa sua onestà. Io non ci giro attorno. Non tanto in questo territorio dove comunque bene o male vi siete mantenuti. Di fronte alla verità non si scappa. Quindi no, ma il tema è semplice. I cittadini hanno fatto una richiesta. Sono andati al voto col 62% degli aventi diritto a voto, tolti la quota AIRE, cioè la stragrande maggioranza, chiedono una cosa. E lì è stato lesta, a mio modo di vedere, la Lega a trovare il capro espiatorio. E qualcuno a Roma è stato pollo a diventare capro espiatorio. Non facciamo nomi, se no la radiano. Ma io, guardi, io sono una persona molto diretta. E questo però, questa è la narrazione. Poi c'è la realtà. Certo. E la realtà è che si è al governo in due, che si prendono le decisioni in due,
che non sì, esiste ma se due realtà vinco... che sono in contrasto, però mi perdoni? Assolutamente sì, non su questo tema, perché ricordiamolo, questo tema lo disse Luigi Di Maio pubblicamente dalle nostre parti venendo qui, su due cose si trovarono subito d'accordo quando scrissero il contratto, ovvero su quota 100 e sulla questione dell'autonomia. Poi una ha visto la luce facilmente, uno no. Io purtroppo però non sono anche a Roma per poter entrare nei meccanismi e non conosco neanche come la Regione Veneto sta portando avanti la trattativa, perché il governatore Zaia non è mai venuto in Regione a dirci come sta andando. Anche questo sinceramente lo trovo una mancanza di trasparenza e me ne dispiaccio per i cittadini veneti. Tornando invece alla politica nazionale, perché noi stiamo registrando, andiamo in onda quando il Premier Conte avrà fatto il discorso, e quindi lei non può sapere, non possiamo anticipare, non abbiamo la palla, la sfera di cristallo, per cui i telespettatori che ci ascoltano alle 6:45 del mattino devono sapere che oggi questa è una registrazione fatta alle 18 del pomeriggio, quindi prima che parli il Premier Conte. Secondo lei, perché insomma saprà quali sono gli umori, il governo è arrivato al capolinea, questa manovra bis che per voi insomma credo che sia ineluttabile, ma che il vice premier Salvini non vuole minimamente che se ne parli, segnerà in qualche modo la fine, e a questo aggiungiamo l'episodio delle grandi navi, perché sì, l'ipotesi del Comitatone 2017 non piace né al ministro Toninelli, ma non piace neanche a voi. Parto dalla fine se posso. Sì, certo. La questione del Comitatone è una bufala talmente divertente che non mi fa neanche ridere, perché dal Comitatone sono uscite delle prescrizioni. Ma non è il Comitatone che decide. Ho capito, ma con le prescrizioni uno cosa ci fa? Non è un progetto operativo, non sono soluzioni, non ci sono cantieri, non ci sono nemmeno i protocolli per fare i fanghi delle dragature. Cioè, allora, se questo neanche per Chioggia, neanche per il Lido. Sì, ma quello che voglio dire io, se dobbiamo fare i post di Facebook o riempire le colonne dei giornali, vanno benissimo queste sparate. Poi però purtroppo arriva la realtà. Si può sempre cercare di indicare un nemico, un giorno è quello, un giorno è quell'altro, ma alla fine i problemi bisogna risolverli. Ma lei, come Movimento 5 Stelle Veneto, a questo punto auspica una ripartenza o magari continuare a mettere delle pezze, visto che ci sono polemiche continue, no? Perché prima qualcuno diceva insomma, cane e gatto, Salvini Di Maio poteva essere funzionare la strategia dei risultati dell'Europea. A questo punto è difficile progredire, la Lega vuole andare all'incasso, qual è la situazione? Allora mettiamo Stanley e Olio, cioè non è che servono altare contro altare, no lo so, ma chiedo a lei dalla sua posizione. Io dalla mia posizione dico che per la propria quota di programma messo sul tavolo, ognuno, secondo me, poteva nascere una buona competizione, cioè di cercare di portare a casa il maggior numero di provvedimenti che servissero poi ai cittadini, e la concorrenza fa sempre bene. Io sono uno per il libero mercato, per la concorrenza ben venga, quindi penso e sono convinto che situazioni del genere, se usate in maniera intelligente, possano far bene. Quando purtroppo subentrano però speculazioni politiche, come è successo ultimamente, e le elezioni ne sono state una dimostrazione, questo va a scapito dei cittadini. Io non sono in quei palazzi, so che ci sono persone, per quelle che conosco io, intelligenti, di buon senso e che hanno a cuore quello che è il bene di tutti i cittadini italiani. Sono sicuro che faranno quello che serve a chi è fuori dai palazzi e non a chi è dentro. Quindi su questo io sono molto molto tranquillo. Quali altre rivendicazioni per il Veneto? E torniamo alle grandi navi. Sì. Qual è la ipotesi per voi più percorribile? Perché insomma il Clini-Passera che diceva via da San Marco risale a 7 anni fa, no? Al 2012. Ecco, dopo la tragedia della Concordia. Sì. No? Fuori le grandi navi da Venezia, noi lo diciamo da sempre. Da Venezia o dalla Laguna? Da Venezia intanto, perché bisogna essere molto chiari, non esistono ad oggi soluzioni fuori dalla Laguna. Cioè Chioggia e il Lido sono tutte da costruire. Sulla carta c'erano 13 soluzioni, o 16, potrei sbagliarmi, di cui sono state ridotte a 3. Sì, esatto. Il Lido, cosiddetto San Nicolò, Malamocco, quindi il centro della laguna, Chioggia, la parte sud della laguna. Nord, centro, sud, molto semplice. Evitando di entrare dentro in laguna. Qual è la ratio che ne sta alle spalle? Che queste navi creano dei disequilibri ambientali e anche di rischio umano
molto alti che non sono sostenibili da qui ai prossimi 10, 20, 30 anni. Bisogna avere una visione prospettica di quello che si sta facendo, non puoi mettere la toppa ogni 2 anni la toppa. Però è vero anche che non puoi neanche lasciare con delle banchine costruite così posticce le grandi navi in mezzo al mare. Cioè... Assolutamente. No, beh, io sto parlando, dovrebbero costruire delle marittime Perfetto. nuove. Cioè, chiedo scusa, non mi sono espresso bene. È importante, perché è una questione costruite. che a livello nazionale anche, magari chi frequenta Venezia la dà per scontato, però va spiegato... Non è che lancio una cima e mi attracco. Il vulnus è che la marittima sta praticamente al tronchetto. Sta al tronchetto e quindi dalla parte opposta rispetto all'ingresso del porto. Assolutamente. E quindi per forza di cose o attraversi la città o vai per i canali esterni e qui viene, ecco il Vittorio Emanuele, no? E qui il problema è che arrivare fino a, intanto la follia più totale di far sbarcare le persone in mezzo alle raffinerie, roba che sbaglia la manovra e mi entra dentro una petroliera. Ma vabbè, ma questo c'è una roba che trovo allucinante anche solo pensarla. E poi c'è il tema della messa in sicurezza dei cittadini. Sono zone altamente rischiose, sono zone che appunto con petrolchimici, con parti chimiche e purtroppo con livelli di inquinamento altissimo, lo sappiamo, il disastro di Porto Marghera. Pensare di portarci lì le persone che vanno in vacanza, arriva un americano, lo faccio scendere dal benzinaio, cioè non è proprio il massimo. Dall'altra parte dobbiamo avere una visione prospettica. Cosa vogliamo per Venezia per i prossimi 20-30 anni? Dove la stiamo portando? A mio avviso, questa è una delle questioni che abbiamo messo sul tavolo, è riportare Venezia dove merita di essere, ovvero risollevarla, abbandonare completamente quello che è un turismo di massa e ricollocarla nell'alto livello. Quindi via le crociere da Venezia? Dipende che crociere stiamo parlando. Ci sono delle no, crociere, le grandi, che ne so, tipo crociere... la MSC Opera che ieri... Ma ci sono delle crociere, diciamo, molto più piccole. Quella del battello fluviale. No, non così piccole, ci sono i mega yacht. E adesso si fa dell'ironia, ma è un'ironia amara. No, è ironia amara, però... Domenica si è sfiorata la strage. Cioè, domenica si è estratto il Jolly Vita, cioè perché 3 metri più avanti succedeva una tragedia e incozzava l'altra barca. Anche se barca, va verificato qual è stata veramente la causa. Si dice il blocco del timone, la rottura di una fune di traino. Però è vero anche che una nave così grande che non è che era da sola, è in una delle strade strade acque più trafficate di Venezia. Vanno tolte, la mercificazione della città non è più tollerabile, lo diciamo da 10 anni ormai, non è tollerabile la massificazione dovuta da queste grandi navi. Allora, facendo una progettazione, quindi pensando a costruire delle marittime fuori dalla laguna, eccetera, eccetera, ma che ci vogliono comunque 10 anni, 5 anni adesso, ecco, però non è che dall'oggi al domani. No. Nell'immediato, che cosa il vostro ministro, secondo lei, sta pensando nell'immediato? Cos'è? La sospensione del transito in bacino, ma non credo che sia possibile, visto tutti i programmi di crociera, le compagnie, cioè diventa un meccanismo anche di risarcimento, non lo so, sto cercando di capire quale può essere il teatro futuro, oggi, immediato. In questi giorni è la corsa a chi la spara più lontana la palla, io invece appartengo all'altra parte, non le sparo e dico solamente che ci sono presidente dell'entità portuale, persona capacissima, magistrato alle acque, i prefetti, il ministro, sindaco, i nostri deputati di tutte le forze politiche che si occupano di questi temi. Queste sono le persone deputate a dover affrontare questi temi, la capitaneria di porto, insomma tutte le persone coinvolte. È dovere che i decisori decidano. Beh, su questo credo che siano tutti d'accordo. Lo so, però è dal 2012, è troppo facile adesso fare il tiro al piccione e dire «Ah, perché Toninelli, 5 Stelle?» No. Wow, fermi un secondo. È dal 2012 che hanno fatto un pezzo di carta e hanno detto «Fuori le grandi navi, soluzioni, sì. Fuori le grandi navi». Ho capito, dove? Allora, finalmente c'è qualcuno... Lo sappiamo benissimo. Cioè, esatto, è un grazie. po' come, mi scusi, adesso non so se vorrà accogliere la provocazione, Prego. Come il risarcimento ai risparmiatori delle banche venete. Quelli sono arrivati. Sì. Quelli sono arrivati. Sì, però voglio dire, ma è arrivati. Stato pubblicato, sì, il decreto attuativo? Sì. È sulla Gazzetta Ufficiale. Quelli sono arrivati, quindi così, adesso poi... No, finalmente arriva qualcuno che dice, ragazzi, ho un'idea, ve la spiego, mi dispiace che venga ancora attaccato. Poi non esistono salvatori della patria, non esistono neanche i cretini, esiste solamente gente che ha delle idee e prova a risolvere situazioni. Io ho molto apprezzato, sinceramente, quello che ha fatto il ministro Però serve Toninelli. una soluzione di emergenza, che poteva arrivare magari prima che succedesse l'incidente o sempre in Italia. Ma in Italia siamo in emergenza dal 2012.
Sì, no, certo, però si diceva anche che i due rimorchiatori, si parlava di un binario di sabbia sotto il canale, tale per cui anche in caso di... Poi tutto, appunto le dico, è tutto da verificare, certo, però è successo. Per carità, tutto può succedere, non si può evitare, il rischio zero non esiste perché non saremo umani. Il rischio zero non esiste, sento tante persone riempirsi la bocca con soluzioni geniali, allora la mia domanda è: perché sei stato zitto fino a ieri? Le stesse persone che oggi propongono le soluzioni sono quelle che hanno bloccato quelle che erano diciamo, le soluzioni alternative fino ad oggi, quindi penso... Si dice che ci sono 5.000 posti di lavoro a certo, rischio, e questi come possono essere? Ma non devono essere a rischio, ripeto. Ci sono soluzioni alternative? Sì. Le stanno vagliando? Sì. Cioè, da 13 sono passati a una rosa. Sono delle tempistiche che continuano a essere rimandate. Adesso, come al solito in Italia, si aspetta che uno tiri il botto contro la banchina per dire «Oh, facciamo qualcosa», ma non sono questi gli atteggiamenti. Ci vuole calma affrontare queste cose. Non è che lo affrontiamo da qui a 10 giorni. Non è che bisogna far vedere che si fa qualcosa, sperando che poi un'altra notizia copra quella attuale e poter andare a rincorrere quell'altra. Perché quello che è successo, mi scusi, però, con la questione della Concordia... Mi tocca darle ragione. È esattamente quello che è successo nel 2012. Concordia, scriviamo che le toglieremo. A posto, risolto. Sono passati 7 anni. Per non ripetere questo. Ma alla lunga, sì, con lungimiranza, la vostra posizione è quella di allontanare il più possibile... riqualificare, quindi navi da crociera più piccole, che puntino, diciamo, a una crocieristica di lusso, che si guardi alla yachtistica di lusso, perché è impensabile che una perla non dell'Italia, non del Mediterraneo, ma del mondo, che è Venezia, debba essere salvata da queste appunto, mercificazioni che la sta schiacciando. Però lei ha usato il termine di lusso, quindi solo i ricchi potranno visitare Venezia, non le sembra anche questo che diventi... Io non dico come questo. legge il salone nautico ma che guardi, si sta per aprire? Stiamo pratici. Sì. A Venezia le crociere portano circa 1.600.000 persone. Ci sono 27 milioni di turisti l'anno. Sì. Quindi stiamo parlando di una quota del 5%. Il 95% dei cittadini possono arrivare in treno, in macchina, bicicletta, a piedi. Non è che stiamo chiudendo Venezia alle persone, anzi ben venga. Ma se vuoi arrivare con una nave da 400 metri e passare davanti a San Marco, anche no grazie, mi dispiace. Prendi un treno, prendi un aereo, prendi qualche altro mezzo, prendi un battello. Altre priorità per il Veneto, siamo quasi in chiusura e tornando anche al governo, sì, come lo vede nelle prossime ore? Governo... O come vorrebbe a questo punto vederlo, perché se siete andati a Roma, insomma, certo, qualche mal di pancia lo avete, immagino, perché, ripeto, la coerenza per quanto riguarda il gruppo Veneto l'abbiamo testimoniata, insomma. Grazie mille. Questo giallo-verde proprio non vi piace. Io penso che noi abbiamo sempre fatto delle battaglie, magari a volte un po' radicali, ma sempre molto forti. E queste non possono accettare le mezze misure o i compromessi, nel bene e nel male. Oggi siamo arrivati a una situazione in cui non si parla più di compromessi, ma si parla addirittura di diktat dettati dall'altra parte politica. Non è tollerabile a mio modo di vedere. Dal giallo-verde al giallo-rosso potrebbe essere? No, io sinceramente appartengo alla vecchia scuola delle non alleanze. Io ringrazio Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle, consigliere regionale, e grazie a voi per essere rimasti con noi anche questa mattina. Arrivederci.